Assessore Scocimarro, a Gorizia è un intervento strategico importantissimo per la città, un recupero di un'area degradata e soprattutto un intervento ambientale atteso da tantissimo tempo. Da tantissimi anni, a cavallo del secolo scorso, quindi più di 20 anni che quest'opera aspettava di essere realizzata, quindi bene questa sinergia fra il Comune di Gorizia e la Regione con i propri tecnici dirigenti hanno operato a compimento quest'opera. Molto bene, facendo anche un risparmio di 2 milioni sui 20 previsti, quindi 18 milioni, gli altri 2 verranno utilizzati sempre dalla città di Gorizia per andare a fare parchi e quant'altro, ovviamente a disposizione dei cittadini. Quest'opera nei prossimi mesi verrà completata, è un'ottima operazione che va a integrare un parco centrale nella città di Gorizia e andrà anche a cavallo col confine, perché andremo con l'opera successiva nei prossimi mesi a captare con dei tunnel, con delle talpe appunto delle acque che viceversa in caso di bombe d'acqua andrebbero nel fiume, nel torrente e poi andrebbero riversate nella città di Gorizia. Quindi un'opera sia dal punto di vista di risanamento ambientale che anche di restituire alla città un parco, anzi per la prima volta rendere fruibile nel senso del terzo millennio dell'ambiente, di andare veramente a portare un beneficio a tutti quanti, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista ludico e ricreativo. Quindi bene, e ritengo che i prossimi mesi si vedrà la luce effettivamente il taglio del nastro di tutte queste iniziative. Entro un anno o due al massimo veramente tutto il tratto sarà completato.